I risultati ci sono, nel senso che da 15 giorni si sta calando con l'ospedalizzazione, questo è importante, stanno calando anche i contagi e anche l'incidenza, la percentuale di tamponi positivi che è al 4%, prima eravamo al 12-13%. Il certo è che questo virus ci ha abituato a cambi repentini di scenario, quindi dobbiamo essere sempre pronti a tutto. Direi che invece di pensare che prima l'arancione viene il giallo, pensiamo che dopo l'arancione viene il rosso, quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, ne dobbiamo venire fuori, siamo l'unica regione che sta calando, circondata da regioni che stanno crescendo. Cerchiamo di fare in modo che il virus non torni qua. Ma guardi, purtroppo è il segno che lascia questo virus, peraltro non siamo neanche la prima regione in Italia per mortalità, perché sono alcune regioni davanti a noi, però è pur vero che siamo davanti a un fenomeno naturale e in questo momento ha colpito duramente noi, soprattutto nel mese di novembre. La salute viene prima di tutto, dopodiché dobbiamo anche capire che nel rispetto delle regole dobbiamo anche avere un pensiero per coloro che comunque stanno soffrendo dal punto di vista economico, perché comunque l'economia è in crisi, abbiamo perso 65.000 posti di lavoro e soprattutto la non certezza dei ristori mette ancora più in difficoltà le nostre imprese e i nostri lavoratori. Io spererei di riaprire domani mattina, è una sconfitta pensare di dover chiudere le scuole, certo è che le indicazioni sanitarie che ci sono state date noi le abbiamo interpretate in questo senso. I ragazzi hanno ragione di chiedere l'apertura delle scuole, però è pur vero che all'inizio eravamo soli come chiusura, oggi possiamo dire che praticamente tutta l'Italia, tranne 2 o 3 regioni, ha scelto di procrastinare. Come si esce dalla crisi di governo? Beh, intanto facendo in modo che il Presidente del Consiglio vada in Parlamento e informi tutti circa il fatto che ha una nuova maggioranza solida oppure no. Dopodiché se non c'è mi sa che purtroppo la soluzione, adesso io non so cosa fare il Capo dello Stato, ma le soluzioni sono solo 2, quella di incaricare qualcun altro oppure andare a votare.